Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi ho deciso di dare lustro e una giusta attenzione, un giusto spazio al potere dei salmi. Dunque la pillola di oggi riguarda proprio la magia dei salmi. Intanto va fatta una piccola premessa perché possiate apprezzare il peso che i salmi hanno effettivamente all'interno di un percorso di consapevolezza e correzione. Intanto è chiaro che a comporre i salmi e a rendere possibili i salmi è stato appunto un grandissimo contributo da parte della tradizione egizia e assiro-babilonese, proprio per la formazione del salterio. Cosa confermata da un grande egittologo, Boris de Rachelwitz, e non solo, anche dallo studioso Baruch, che ritenevano appunto evidenti parallelismi fra quello che era contenuto all'interno dei testi dei salmi e queste tradizioni che evidentemente conoscevano benissimo. Addirittura si può risalire attraverso i salmi 13, 18 e 21 a impronte mesopotamiche della tradizione religiosa mesopotamica. Per quanto riguarda invece, facciamo un altro esempio, il Salmo 29 è un rifacimento quasi pari pari a un inno dedicato a Baal che poi è stato corretto e dedicato in seguito a Yahweh. Dunque, come possiamo vedere, esistono appunto fonti molto antecedenti alla tradizione ebraica, ma che possono essere appunto identificate con altissime tradizioni di natura esoterica e magica, a cui comunque la tradizione ebraica si è rifatta. E direi che c'è un continuum, fondamentalmente è come se anche se noi volessimo attribuire una provenienza piuttosto che un'altra, in realtà la tradizione d'origine aveva una sorgente, una fonte comune e unica, che poi abbia preso, a seconda della collocazione spazio-temporale, dei nomi diversi, in realtà nasce da un'unica tradizione, antichissima, direi antica come l'uomo stesso. I salmi appunto erano inizialmente associati a uno strumento musicale che era il psalterion, almeno nel termine originale greco, che era uno strumento a corda che accompagnava appunto queste litanie che avevano un loro ritmo, una loro cadenza ed erano appunto considerate importanti proprio perché avevano il potere di innalzare l'animo umano a quelle determinate vibrazioni. Ricordiamoci sempre che la parola ha delle vibrazioni straordinarie e importantissime e in seguito accennerò a come il fatto di utilizzare appunto salmi in maniera ermetica e dunque all'interno di determinate ritualistiche non solo sprigioni il potere di quelle parole, ma attinga un bacino continuamente alimentato da tutti gli occultisti che hanno utilizzato appunto questa forma magico-esoterica per la correzione e il buon esito della ritualistica. Come avrete ben capito, qui ci si rifà all'egregore e ai pendoli, cioè è un'egregora potentissima a cui attingere per dare appunto vita e forza alla nostra ritualistica. Ma rivediamo un pochettino, torniamo un pochettino alla struttura. Noi attualmente conosciamo 150 salmi, in realtà a seconda delle tradizioni degli studi ne sono emersi anche altri, ma è come se un po', per esempio, la composizione della Bibbia siano stati accettati determinati rotoli, altri messi un pochettino magari ai margini perché non effettivamente riconosciuti o comunque perché bastavano un po' questi libri, gli altri vengono considerati diciamo non, ehm,
o non necessari o non originali, cioè restava questa forma di dubbio e dunque accettati un tot di libri. La stessa cosa è accaduto per i salmi, ne sono stati accettati 150, pur essendo probabile e ampiamente possibile che ne esistessero molti di più. Ma le tradizioni, insomma, principali sono, diciamo, tre: la masoretica, la tradizione greca e la tradizione latina, cioè le versioni, ecco, la greca detta la 70, la latina la Vulgata e la tradizione masoretica, appunto. Hanno di differenza la numerazione di alcuni salmi, questo è il motivo per cui in cima al numero del salmo ne poi appaia uno tra parentesi, che appunto si rifà alla numerazione latina e greca. La differenza è poi per esempio nel Salmo 116, che nella tradizione masoretica è unico, e invece in quella greca e latina è diviso in due, 114 e 115. E la stessa cosa è capitata per il Salmo 147, che è unico nella masoretica ed è doppio, diviso in due, in quella greca, nella versione greca e nella versione latina, 146-147. Dunque è questo il motivo per cui a un certo punto anche la doppia numerazione va a sparire, perché poi torna a essere la numerazione uguale, cioè dove c'era uno storpiamento lì e poi si è riunificato di là, insomma. Questo comunque brevemente il motivo per cui tante volte ci si riferisce a un salmo e poi non tenendo conto del numero fra parentesi può nascere una confusione, ma era questo o quello? Comunque, al di là di questo, il Salterio è diviso in 5 testi e questa è una cosa che ha un suo perché anche a livello simbolico numerico, ma in particolare voglio dire che 5 sono anche i testi attribuiti a Mosè che formano il Pentateuco. Dunque c'è un richiamo anche nella funzione occulta che i salmi hanno e che si può rifare in modo parallelo alla stessa funzione occulta che hanno i libri del Pentateuco, e cioè c'è graduale, un graduale lavoro di scardinamento di quello che sono alcune caratteristiche egoiche e un lavoro di programmazione progressivo ascendente, perciò sempre di più se poi controlliamo appunto come sono stati scritti i testi, all'inizio ci sono delle lamentazioni, dei riconoscimenti del potere immenso, del valore, dell'assoluto punto di riferimento che è Dio. Ci sono salmi dove si chiede appunto l'aiuto, il suo intervento, salmi di riconoscimento e così via, fino ai salmi di gratitudine che sono gli ultimi finali. Voglio dire che dal punto di vista occulto ogni salmo può essere associato o è associato a un'intelligenza particolare, con un nome particolare, un suo particolare sigillo. Questo perché ogni salmo è una chiamata a un'intelligenza che è predisposta e incaricata a un determinato ruolo, lavoro, chiamato appunto e specificato dal salmo stesso. Il salmo in effetti può essere letto alla lettera, ma contiene ciascuno dei codici che lavorano attraverso gli archetipi nella nostra anima, addirittura fino al livello del DNA. Dunque è importantissimo leggerli in progressione, è importantissimo lavorare con i salmi. E poi non necessariamente vanno letti in progressione, possono essere utilizzati anche spot, cioè quando occorre, alla bisogna, si ricorre al determinato salmo che appunto lavorerà in un determinato settore. Dunque, diciamo che già dal punto di vista appunto religioso, diciamo così, liturgico, ci sono all'interno dei salmi particolari riferimenti alla tradizione ebraica e
anche espliciti riferimenti ai giorni della settimana. Questo è il motivo per cui, per esempio, in alcune tradizioni religiose, intendo della religione cristiana, i salmi venivano letti sulla base del giorno, cioè in un determinato giorno si leggevano determinati salmi e così via, cioè nell'arco della settimana veniva letto tutto il salterio. Da parte, per quanto riguarda però l'espansione, la divulgazione di quello che sono il potere occulto dei salmi, possiamo dare un grandissimo ringraziamento e riconoscimento all'abate Giulio, perché fu il primo non solo a divulgare l'importanza religiosa, il loro valore spirituale, ma anche a accennare, non solo accennare, ad approfondire l'uso occulto di questi salmi. Ha scritto moltissimi testi divulgando l'importanza terapeutica di alcuni salmi collegati a alcune zone del corpo, alcuni disturbi, alcune cose che potevano appunto essere corrette dal potere dei salmi. Ma non solo, perché i salmi possono veramente accompagnarci e intervenire per la correzione di tutti gli aspetti della vita di tutti i giorni a 360 gradi. Farò delle pillole spiegando i singoli salmi, illustrando appunto anche qual è l'intelligenza collegata al singolo salmo e così che possiate nei momenti di bisogno ricorrere all'uso dei salmi, che è fondamentale. Dunque, se noi osserviamo, con questo poi chiudo, se noi osserviamo alcune componenti ritualistiche, a partire dalla celebrazione della messa domenicale o comunque della messa in generale, ci rendiamo conto come il salmo venga inserito in determinati contesti e di come accompagni determinati momenti del percorso religioso liturgico dell'anno. Questo perché appunto già all'interno della Chiesa cristiana cattolica si utilizza il salmo proprio per la forza e la potenza che ha. Perciò non solo può essere utilizzato durante la ritualistica, ma anche lo ritroviamo per esempio nella pratica della sigillazione. Infatti per la scuola salomonica e i sigilli salomonici, per chi ha potuto vedere alcuni sigilli, avrà notato che nel cerchio esterno che racchiude il sigillo in sé con le varie simbologie che richiamano le intelligenze, è sempre scritto in lettere e caratteri ebraici, perché sappiate che ogni carattere è una chiave potentissima, perché si rifà a vibrazioni altissime che lavorano veramente dentro di noi, ma che a livello di vibrazioni proprio hanno concorso alle vibrazioni della creazione. Perciò stiamo parlando di qualcosa di straordinariamente efficace e potente. Ecco, dicevo che nel circolo esterno sono sempre presenti frasi estrapolate dal potere, dai salmi, da questi canti e inni. Dunque vi sia chiaro come e quanto sia importante l'uso dei salmi, non solo come metodo di, come dicevo, elevazione spirituale, ma anche per chiamare, cioè noi ci innalziamo, nello stesso tempo chiamiamo incontro noi intelligenze straordinarie e importantissime. Con questo vi ringrazio per avermi ascoltato e vi rimando alla prossima condivisione, alla prossima pillola. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.